Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo da Trieste. Il ministro dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa da ieri appunto a Trieste per 2 giorni di incontri con gli atenei del territorio per fare il punto della situazione in vista del G20 in programma a inizio agosto. 2 giorni di incontri e visite per conoscere ma anche rafforzare la collaborazione tra il Ministero e il Friuli Venezia Giulia. Maria Cristina Messa, Ministro dell'Università e della Ricerca, ha visitato la realtà di Area Science Park a Trieste, incontrando anche rappresentanti dell'Università di Udine e del capoluogo giuliano. Il bilancio è estremamente positivo perché si riescono qui ad avere sia delle ottime strutture di ricerca di base, di ricerca fondamentale, che è sempre il primo momento per fare innovazione, e d'altro lato un'industria che è molto pronta, che è molto performante e che dà valore agli aspetti innovativi di ricerca. Quindi sono tante realtà, piccole, medie e grandi, ma tutte di grande qualità. Quindi il mio punto principale è la grande qualità e concentrazione in questo territorio. Confermato l'accordo Argo dal valore di 10 milioni di euro fino al 2023. Al Ministro siamo riusciti a dimostrare che i fondi investiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero dell'Università e dal Mise in questi anni hanno prodotto i loro risultati. Il rinnovo dell'accordo Argo, che porterà 10 milioni tra fondi nazionali e regionali a questo sistema, è un piccolo tassello che deve accompagnare il progetto di sviluppo del nostro territorio e che deve continuare a costruire un ecosistema in cui ogni attore ha un ruolo ma ha un compito misurabile e dimostrabile. Soddisfazione anche per la realtà di Area Science Park. Il bilancio è estremamente positivo. Intanto io ringrazio il Ministro perché ha deciso di dedicare ben 2 giorni in quella che è un'agenda molto piena per il governo e di dedicarla non solo ad Area, non solo al rinnovo del protocollo Argo, che è un documento e un protocollo e un progetto che impatta e che ha un effetto su tutta la regione Friuli Venezia Giulia, ma anche per lo spazio che ha voluto dedicare per conoscere l'intero sistema Friuli Venezia Giulia. Quindi abbiamo avuto tutta una serie di incontri positivi con le istituzioni, l'Università di Udine, l'Università di Trieste, la Sissa, il CTP e tutti i laboratori principali che sono ospitati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi il Ministro credo abbia riportato un'impressione positiva di quello che riusciamo a fare qui e il mio bilancio personale è estremamente positivo. Credo che questo sia un punto di rafforzamento forte della collaborazione tra le istituzioni centrali, il Ministero dell'Università e Ricerca, il Mise e la Regione Friuli Venezia Giulia. Credo sia un punto di partenza e di rilancio anche nel contesto del rilancio nazionale attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed ora ci spostiamo a Udine, ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato che sta seguendo per noi i lavori di giunta del Comune. A te la linea. Buongiorno. Buongiorno a Alexis e buongiorno ai nostri amici telespettatori. Sono con il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. In questo momento si stanno affrontando diversi argomenti in sala consigliare dove si sono svolti i lavori appunto della Giunta Comunale di Udine. Intanto ci sono diverse delibere che sono state approvate, tra queste anche il progetto di fattibilità per la sistemazione della scuola Toppo in via di Toppo, una scuola che è abbandonata da diversi anni, un edificio che è stato anche interessato da crolli al suo interno e che quindi va sistemato. Avete approvato quindi un progetto di fattibilità per il costo dell'intervento di oltre 2 milioni di euro?
Allora, la scuola è lasciata a se stessa purtroppo da oltre 15 anni, una parte anche crollata, dispiace perché è un legato troppo Wasserman, quindi avevamo l'obbligo, già l'anno scorso non siamo riusciti, doveva essere fatto già 15 anni fa, abbiamo approvato un progetto di fattibilità per 2,5 milioni lordi, di cui 1.760.000 per lavori, ovviamente andrà tutto a gara, quindi ci saranno dei ribassi, perché lì ricaviamo 9 aule. Non dimentichiamoci che lì è destinata, quell'edificio lì è destinato a scuola, diciamo come destinazione urbanistica. Comunque vengono ricavate 9 aule, i tre sono i piani, viene rifatto completamente il tetto e il sottotetto, viene rifatto tutta la parte antisismica e quindi diciamo anche la parte strutturale sia interna che esterna, quelle fondamenta, e all'interno vengono anche ricavati per ogni piano nuovi servizi igienici per i portatori di handicap, e viene ricavato anche una parte iniziale nel piano terra per poter fare da reception o accogliere comunque i visitatori, comunque se si facesse qualcos'altro. Ecco, quindi scuola che dovrebbe essere annessa a che istituto scolastico? Dovrebbe rinascere un istituto a sé, intanto, però con 9 da recuperare l'edificio, che ripeto che è da diverso tempo lì, dopo dobbiamo destinarlo sicuramente possono essere aule scolastiche, che non ce ne sono mai abbastanza e a sufficienza, oppure possono essere anche aula corsi o cose di questo genere, che ce ne sono tante le richieste e che noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo avere una prospettiva, e la prospettiva nostra è avere gli edifici che possono essere dati a queste scuole, che possono essere di natura diversa. E rispettare quella che è stata la natura del lascito. Passiamo alle altre delibere, perché riguardano soprattutto asfaltature di strade, a marciapiedi. Abbiamo 500.000 euro lordi per marciapiedi, soprattutto all'interno del centro storico. Questa volta l'amministrazione comunale Fontanini ha destinato 3 volte tanto a rifacimento di marciapiedi rispetto agli anni precedenti. Abbiamo 1,5 milioni, questo è un lotto da 500.000 euro lordi, dove andiamo a rifare completamente via Grazzano, una parte con la pietra, diciamo con il lastricato di porfido, poi c'è via Cusignaco, quella parte che da Piazzale Cella alla parte appena rifatta l'anno scorso del porfido, poi andiamo a rifare completamente anche via Treppo, fronte ex tribunale e conservatorio. Da via Treppo passiamo a via Manzoni, dove si rifà completamente il marciapiedi di fronte a Cecconi, dove lì vengono anche rifatte le pensiline. Poi abbiamo via Morpurgo, anche lì vengono fesse le lastre in porfido, via della Vittoria. Ecco, l'elenco è lungo, via Prachiuso per concludere. E via Uccellis. Quindi tanti interventi in città, magari avremo modo di parlarne o in un altro collegamento oppure nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Ringraziamo il vice sindaco di Udine Loris Michelini e restituisco la linea allo studio in attesa di sapere se dobbiamo ancora sentire qualche intervento praticamente di assessori che in questo momento stanno parlando in aula. A voi la linea, Alexis. Grazie alla nostra Isabella Gregorato per il collegamento in diretta da Udine. Ora andiamo a Caneva Polcenigo. Affreschi dell'etichetta di comuni turistici e città d'arte fanno sempre più sinergia per la valorizzazione della pedemontana pordenonese, a cominciare dalla promozione del sito UNESCO Palù di Livenza. Mario Della Tofola, sindaco di Polcenigo, insomma, si presenta questo connubio con Caneva, condividete la bellezza del Palù del Livenza, però anche città di turismo ed arte. Sì, entrambi i comuni, ma questa collaborazione è iniziata già nel 2011 quando venne istituito, appunto il Palù entrò tra i beni patrimonio dell'UNESCO. Una collaborazione fattiva poi che si è concretizzata con la convenzione, almeno da quando io sono sindaco nel 2013, abbiamo costruito nel tempo una collaborazione sempre più stretta, una collaborazione necessaria perché è appunto fondata su una condivisione di un sito naturalistico, archeologico di notevole pregio.
e quindi che si è concretizzata con iniziative soprattutto culturali all'inizio. Ricordo le 3 edizioni dell'Humus Park che hanno unito i comuni di Caneva e Polcenigo anche con il comune di Pordenone, ma creando questo legame oltretutto non solo tra il Palù ma anche con il museo archeologico del Friuli occidentale, che appunto ha sede a Torre. Un connubio quindi che ha legato sia il patrimonio archeologico trovato sul Palù ma anche iniziative culturali che hanno portato numerose persone a visitare questi luoghi, che difficilmente sono individuabili da un punto di vista archeologico, perché i pali delle palafitte sono immersi nella torba e nelle acque, no? Quindi difficilmente percettibili se non durante le campagne di scavo che ci sono state e che riprenderanno credo prima della fine del mese. Poi insomma anche questa pandemia, il lato positivo è che ci ha fatto riscoprire le bellezze vicino a casa, e sicuramente insomma Polcenigo, lo Scrigno Verde è una delle bellezze. Assolutamente c'è stato un forte ritorno nella riscoperta di questi luoghi meno noti. Noi prima della pandemia, tra l'altro, eravamo stati contattati anche da tour operator legati al mondo delle crociere proprio per trovare mete alternative rispetto alle tradizionali città d'arte, nel segno di appunto una scoperta, una voglia di scoprire anche località meno note dal turismo di massa, proprio alla ricerca di quell'autenticità che è garantita appunto dai borghi. Polcenigo è nell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, che ha proprio questo come finalità, i 314 borghi del club che ha avuto il patrocinio, che è nato sotto il patrocinio dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, ha proprio questo come obiettivo, proprio quella della valorizzazione del territorio, ma da un punto di vista nazionale, nel senso che quando si promuovono i borghi più belli d'Italia all'estero si promuove l'intera nazione. Dino Salatin, sindaco di Caneva, insomma questo connubio con Polcenigo funziona e vi fa insomma risplendere un po' dal punto di vista artistico, culturale e naturalistico. Sì, buongiorno innanzitutto a tutti. Sicuramente da 10 anni, sono passati 6-7 giorni, sono 10 anni che Palù di Livenza è sito palafiticolo UNESCO. Questo ha permesso con i 2 comuni di collaborare, abbiamo una convenzione assieme e stiamo lavorando per cercare veramente di far conoscere e valorizzare questo splendido sito. A breve inizierà anche la costruzione del centro visite che sarà fatta nel comune di Caneva, è già appaltato il lavoro, per cui a breve insomma inizieremo, e questo è un altro tassello che ci permette di muoverci. E questo è un altro passaggio fondamentale, è la conoscenza di questa parte della pedemontana pordenonese che non è sempre molto conosciuta ma che ha delle bellezze splendide, e quindi sicuramente questo fatto di essere comune turistico e città d'arte ci permette sicuramente di poter essere ancora più conosciuti e valorizzare ancora di più questo splendido territorio per far venire lì tantissime persone che non lo conoscono anche all'interno della regione Friuli Venezia Giulia. Piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea, ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Paola Treppo. Si trova a Codroipo assieme al sindaco Fabio Marchetti per parlare delle attività economiche e produttive del territorio. Buongiorno, a voi la linea. Sì, buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nel cuore di Codroipo, in piazza, insieme al primo cittadino Fabio Marchetti. È una giornata di mercato, finalmente le attività, insomma si vedono anche molte persone che fanno acquisti. Parliamo di ripartenza, come sta andando in questo post-lockdown estivo, chiamiamolo così, il movimento a livello delle attività economiche e produttive qui a Codroipo? Sta andando molto bene, la ripresa c'è, si sente tutta. Devo dire che Codroipo ha iniziato questo trend positivo ancora durante le chiusure, perché ho avuto la fortuna, perché di fortuna si tratta, di inaugurare ben 3 nuove attività, tutte e 3 pensate gestite da giovani imprenditori che hanno scelto di venire ad investire e a lavorare a Codroipo. Uno, si tratta di un bar che è stato rilevato da dei ragazzi di origine albanese, pensate un po', che avevano già
tentato la sorte e gli è andata molto bene l'anno scorso in pienissimo lockdown, allora quando rilevarono una pizzeria al Trancio e hanno fatto veramente fortuna, e devo dire che il prodotto è anche molto buono, e adesso si sono spostati nell'ambito del bar e quindi anche dei pranzi e delle cene, rilevando in un posto strategico un'attività che aveva bisogno di un rilancio. Sempre in pieno lockdown, quindi non in riapertura, abbiamo aperto un negozio tutto al femminile, quindi 2 giovani donne imprenditrici, una di Codroipo, una pensate un po' che viene da Spilimbergo fino a Codroipo, hanno inaugurato e hanno scommesso sempre sulla cittadina del Medio Friuli per intraprendere e investire, e una delle 2, la più giovane, mi ha detto: ho deciso di investire a Codroipo perché ho bisogno dei soldi per comprare la cameretta per il mio bambino, che era appena nato, una bambina in questo caso, e quindi anche questo è un dato positivo che segnaliamo. Il terzo negozio è stato quello di 2 giovani imprenditori codroipesi alle prime armi che hanno aperto in via Roma, una via che aveva bisogno di un rilancio, di una riapertura, e noi siamo molto contenti proprio perché da un lato sono giovani, ma dall'altro via Roma aveva bisogno di uno stimolo, di nuovo impulso. Via Roma, per capirci, per chi non è di Codroipo, è la via che apre ed è un preludio a quello che è il commercio storico di Codroipo, passando per Corso Italia, arrivando poi in piazza Garibaldi, il luogo da cui vi sto parlando. Ecco, quindi è importante questo segnale positivo in un periodo addirittura di lockdown, l'apertura di 3 attività. Il Comune è stato comunque sempre vicino alle attività produttive, continua a esserlo, con insomma, il sostegno che un municipio può dare in questo comunque periodo di crisi e di difficoltà, insomma, per tutti. Sì, devo dire che sono stati molto bravi, noi siamo in continuo contatto con l'associazione dei commercianti, quindi di categoria, molti di loro hanno sofferto e noi da questo punto di vista abbiamo assunto 2 misure fondamentalmente nei loro confronti. Uno è stato mantenere fino a fine luglio, fino al 31 luglio, i parcheggi blu che erano a pagamento in maniera gratuita, quindi dall'anno scorso non si pagano i parcheggi a Codroipo e manterremo questa misura almeno fino al 31 luglio ed è una misura che vale su base annua circa 110.000 euro. L'altra misura che abbiamo fatto è stata quella di inserire, quindi di iniettare altri 100.000 euro da parte dell'amministrazione comunale per l'abbattimento della Tari, consentendo a quelle aziende che hanno subito di più durante il lockdown di abbattere la Tari, la tassa rifiuti, fino al 70%. Riteniamo questa una misura di civiltà nei loro confronti. Allora grazie al sindaco Fabio Marchetti per anche un in bocca al lupo alle attività commerciali ed emporiali di questa cittadina. Qui dalla piazza di Codroipo è tutto, ti restituisco la linea Nexis. Grazie a Paola assieme al sindaco di Codroipo per questo collegamento in diretta, ed ora andiamo a vedere com'è andata questa prima edizione del Festival Vicino Lontano, conclusa con la consegna del premio Terzani. Un festival alla sua prima edizione estiva con parola chiave distanze orientata sulla più viva attualità del problema climatico-ambientale che stiamo vivendo, quello di Vicino Lontano, appena andato in scena a Udine e che ha avuto per epilogo la ex chiesa di San Francesco, ove si è svolto il cerimoniale del 17° premio Tiziano Terzani, assegnato ad Andres Naer Magnason, scrittore, poeta ed attivista ambientale di Islanda, per Il tempo e l'acqua. È stata una 4 giorni di incontri, dibattiti, conferenze, lezioni, mostre, spettacoli e proiezioni, curata dall'associazione culturale che porta il nome del festival, Vicino Lontano per l'appunto, assieme alla famiglia di Tiziano Terzani, con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e Fondazione Friuli. A condurre l'evento conclusivo 2021 Marino Sinibaldi, neopresidente del Centro per il Libro e la Lettura, giornalista e conduttore radiofonico, con intervista allo scrittore di Reykjavik, seguita dalla consegna del Tiziano Terzani ad opera della moglie Angela Terzani Staude, presidente della giuria. Conclusione di serata con lo Stabat Mater di Walter Sivilotti, spettacolo tratto dalla preghiera di Jacopone da Todi con interpreti Moni Ovadia, Arte Voce Ensemble, Accademia Giovanile del Coro Friuli Venezia Giulia ed Accademia Musicale Naonis. Fra i commenti a caldo delle curatrici del festival, Paola Colombo, presidente di Vicino Lontano, e Franca Rigoni, l'edizione 2021, malgrado la pandemia, va in archivio con grandi soddisfazioni per l'accoglienza di pubblico, con sold out pressoché sistematici
sistematico nei luoghi udinesi in cui si è svolto, tutti organizzati con estremo rispetto delle regole di distanziamento e delle norme sanitarie. Gli oltre 200 protagonisti di 70 eventi d'attualità, intervenuti a trattare dal vivo o in diretta streaming e con passione le diverse tematiche, da quella civile al digitale, da quella sull'ambiente alla politica, confermano il crescente interesse nazionale, ma non solo, per Udine ed il suo vicino lontano. Non a caso, dopo la chiusura del festival, Andres Naer Magnason, che è autore di romanzi, racconti, poesie, saggi, testi teatrali e canzoni tradotti in più di 20 paesi, è stato ospite a Milano della Fondazione Feltrinelli, con il pubblico udinese che ha avuto l'opportunità di confrontarsi con lui prima di qualsiasi altra platea italiana. Ed ora andiamo a Martignacco, dove è sbarcato in questi giorni il camp organizzato da Maurizio Ganz in collaborazione con l'Union. Inaugurato il nuovo campo sintetico che arricchisce la struttura. Ieri, per la giornata iniziale, a incontrare l'allenatore del Milan femminile pronto per la Champions, c'erano anche il sindaco e l'assessore regionale Zilli. Si è parlato di una partnership con la regione. Sindaco, inizia questa seconda settimana di Maurizio Ganz Camp, dopo Tarvisio c'è Martignacco, per voi è una prima volta, con che emozione lo cogliete, con che aspettative? Ma allora, innanzitutto è bellissimo vedere questi ragazzi in questo nuovo impianto che non abbiamo pensato nemmeno ancora inaugurato, tant'è che i lavori sono terminati poche settimane fa. Poi c'è questo abbinamento tra tutto il suo staff e l'Union Martignacco, che è la società locale, una società che ha un settore giovanile particolarmente florido, con oltre 200 tesserati giovani, e questo connubio ci fa ben sperare per il futuro. Dicevo poco fa, io mi auguro che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di anni passati assieme. Assessore, dopo la presenza alla presentazione, anche oggi qui per vedere proprio sul campo l'inizio di questa seconda settimana con una regione che ha detto lei vuole esserci al fianco di questo Maurizio Ganz Camp. Cosa rappresenta per la nostra regione? Sì, ne ho parlato con la collega Gibelli, è un'occasione importante per sostenere i nostri vivai, dove c'è sport che viene fatto e insegnato ai ragazzi, la regione non può stare a guardare, sicuramente darà il suo contributo, perché crediamo che questo sia un segnale importante di come effettivamente ci sia una cultura del crescere insieme facendo sport, che deve iniziare dai primi calci e poi essere ovviamente presente in tutta la vita sportiva dei nostri giovani. Quindi siamo convinti che questo sia un impegno importante che Maurizio Ganz e la sua squadra ha voluto mantenere e riprendere in Friuli Venezia Giulia. Ne siamo orgogliosi e saremo sicuramente al suo fianco. Per noi rappresenta tanto, perché è un segnale di ripresa per tutto il movimento ed è un piacere veramente ospitare un camp del genere fatto veramente seriamente, di una qualità elevata, ed è veramente un segnale di ripresa, perché noi come società non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre tenuto i portoni aperti come diciamo noi, però ospitare anche degli eventi del genere veramente fa alzare un po' anche la qualità della nostra società, e di questo siamo molto contenti. Possiamo dare un po' i numeri del vostro settore giovanile, insomma dare l'idea di quella che è la vostra attività, che appunto sottolineava non si è mai fermata? Union Martignacco parte dai piccoli amici fino agli allievi come settore giovanile, con circa 180 iscritti, più c'è la categoria juniores e la prima squadra che è in prima categoria. Siamo scuola calcio elite da parecchi anni, quindi tutte le squadre hanno dei tecnici qualificati, inoltre per ogni squadra abbiamo sempre un secondo allenatore, in modo che ogni gruppo squadra sia seguito nella maniera dovuta e nei termini giusti. È un piacere essere qua a Martignacco, abbiamo fatto la settimana canonica a Tarvisio, dove le cose sono andate molto bene, anche il tempo ci ha aiutato, e in 2 settimane abbiamo avuto 55 ragazzi, siamo contenti, una ripresa lenta ma è una ripresa, è quello che volevamo, abbiamo dato questo input e abbiamo dato a tutti questo pensiero di ricominciare nella maniera giusta. I ragazzi sono contenti, mangiano bene, si divertono, c'è il sole, c'è il pallone. Trovo i ragazzi vogliosi, con tanta felicità, con tanta voglia di stare insieme, questa è la cosa più importante, e siamo contenti, insomma, vederli divertirsi è veramente bello. Mi pare che abbiate grandi progetti per il futuro, anche extra confine, o no? La regione, sì, è vero, la regione ci sta avvicinando sempre di più, abbiamo intrapreso dei discorsi molto importanti, vogliamo espanderci nella maniera giusta e anche oltre confine e non solamente regionali. Siamo in chiusura, ma l'informazione su Telefriuli ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.